Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati. Vediamo subito una nuova interessantissima partita giocata pochi giorni fa al campionato greco, che come tutti i campionati nazionali si sta giocando in questo periodo, quindi dicembre 2021. Con il bianco abbiamo il maestro internazionale, molto giovane lui, dall'alto dei suoi 2500 punti, e Stamatis Kurkulus, e con il nero un grande maestro greco molto famoso in Italia perché per un periodo ha trascorso il suo periodo universitario a Perugia, Athanasian Mastrovasidis. Cavallo F3 per il bianco, D5, e dopo G3 siamo nel pieno di un'apertura a reti, un'apertura molto più tranquilla dove il bianco cerca un po' di aspettare, di capire cosa voglia fare il suo avversario verso il centro della scacchiera prima di decidersi di conquistarlo fisicamente con un pedone. Quindi dopo cavallo F3 G3, ovviamente la seguente molto probabile è alfiere G2, quindi è rocco corto. B6 è la mossa del nero. B6 è una mossa, vi dico, molto interessante ma altrettanto difficile, perché solitamente se il vostro avversario fianchetta non è così semplice per noi cercare di fianchettare a nostra volta. Per quale motivo? Perché chiaramente lungo questa diagonale ci sono dei pezzi non difesi. Quando io posizionerò l'alfiere in fianchetto, anche lui stesso sarà un pezzo non difeso. Alfiere B7 per il nero, dunque rocco corto E6, e fin qui il bianco è un gioco molto tranquillo, decide dunque di conquistare il centro fisicamente, così come annunciavo prima, con la spinta del pedone in D4. Cavallo D7. L'idea del nero potrebbe essere quella di pianificare a sua volta un gioco, quindi un piano cercando di spingere in C5, e un altro piano molto interessante ma più lungo, più laborioso da creare, diventa la spinta del pedone centrale da E6 a E5. C4 per il bianco, mossa logica, e come dicevo prima, dopo l'apertura si creano dei pezzi indifesi. L'alfiere in B7 è un obiettivo del bianco, la torre in A8, anche quella non si trova bene lungo la diagonale dell'alfiere bianco G2. Pedone per C4, donna 4. Donna 4 è il modo più rapido che ha il bianco per catturare il suo pedone di svantaggio. La spinta in C4, torna una mossa indietro, è molto tematica come il gambetto di donna. Io do il pedone ma in cambio devo avere qualcosa. Solitamente nel gambetto di donna il bianco è in grado di fare 4, qui come vedete, vista la presenza dell'alfiere di case nere, non sarà così semplice. E allora per mantenere la parità materiale, donna 4, pedone in A6 per il nero, dunque donna per C4. Cosa notiamo in questo momento? In questo momento, se io dovessi decidere un colore, direi, beh, mi piace sicuramente il bianco perché ha sviluppato i suoi pezzi, ha completato praticamente lo sviluppo, l'avversario è ancora in ritardo, il suo re si trova lì al centro della scacchiera. Torre D1 per il bianco, mossa logica, la torre in D1 sempre fronteggia le spinte centrali possibili del nero, quindi C5 viene neutralizzata perché abbiamo la torre in D1 e anche la spinta in E5 viene neutralizzata per lo stesso modo. In particolare la torre potremmo dire che a raggi X, quindi molto lontano da lei stessa, si trova la donna nera. B5 per il nero, tempo attacco sulla donna bianca che si sposta, dunque C5, e a questo punto dopo la cattura alfiere per C5. La posizione direi che adesso che il nero si è liberato un po', tende all'essere pari, comunque leggermente piacevole per il bianco, perché il bianco ha quella mossa in più perché il suo re si trova già al sicuro. Alfiere D4 giocata all'istante. Questa è una delle tante partite che vengono trasmesse in diretta sulle varie piattaforme scacchistiche. Trasmessa in diretta significa che io potrei osservare il campionato greco, vedere mossa per mossa come si sta svolgendo, perché l'organizzazione mette a disposizione delle scacchiere particolari che riproducono le mosse. A rocco corto per il nero è contento, è riuscito finalmente ad arroccare cavallo C3 per il bianco, portando un pezzo verso case centrali. Chiaramente questa freccia non era corretta. E5, attacco sull'alfiere. È vero che sto sacrificando un pedone, però occhio perché la coordinazione è molto forte lungo questa diagonale, punta F2 dietro il quale si trova il re. Quindi il pedone in E5 non è difeso abbastanza volte dai pezzi del nero, ma indirettamente è difeso perché quando l'alfiere si sposta, alfiere per F2 scacco creerebbe una posizione molto comoda. Immaginiamo questa continuazione possibile, alfiere cattura in F2, il re si sposta e questo re potrebbe essere attaccato
nel giro di qualche mossa anche da questa coordinazione meno visibile. Ok, vi do uno spunto, un'idea: il cavallo potrebbe anche saltare in G4 con l'idea molto furba di lasciare strada libera alla regina nera che si sposta lì in H6 per catturare H2. È un'idea, bisogna pianificarla, perché è chiaro che quando sposta il cavallo la donna bianca potrebbe catturare il cavallo in D7 per poi rifarsi sul secondo cavallo lì in G4. Però più idee abbiamo in attacco, più sarà facile. Dopo E5 per il nero, il bianco ha deciso il cambio, abbastanza logico. Il cavallo riprende tempo sulla regina bianca, dopo donna D6 il cambio, e adesso si entra in finale, quindi quel piccolo svantaggio di sviluppo che si era portato il nero dopo poche mosse dell'apertura, e quell'apertura molto strana, improvvisata, e diciamo quello svantaggio è stato assolutamente neutralizzato. Si gioca per il finale. Vi dico, il giocatore con il nero è molto più esperto del giocatore con il bianco. B4 per lui, il cavallo bianco torna indietro dopo E4. La mossa probabilmente più controintuitiva è tornare indietro, però poteva essere interessante. Da qui il cavallo, solitamente i cavalli quando si spostano al lato vanno verso il centro, e quando si spostano indietro vogliono pianificare magari qualche manovra di blocco, e quindi questo cavallo con questo percorso rosso che è appena colorato è molto interessante e senz'altro poteva essere un piano accettabile. Shine, 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 walking on beams of light, 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 In partita è stata giocata a cavallo salta in E5, torre di 8, quindi il cambio del miglior pezzo bianco, e adesso dal nero il controllo totale di quella colonna D dove si trova adesso la sua torre, e in questa posizione magicamente direi che il nero sta meglio. Il nero sta meglio, inizia a prendere spazio, il cavallo manovra per andare in avanti, il nero farà lo stesso, quindi porta i suoi pezzi verso il centro, e dopo la semplificazione in E3, anche qui, nonostante siano stati cambiati due pezzi leggeri, il nero sta decisamente meglio. Prima o poi ci sarà questo ingresso in D2 che darà ragione al gioco al finale del nero. Siamo in finale, tutti i pezzi devono giocare, quindi la centralizzazione del re del nero è molto più facile rispetto a quella del bianco. E cosa importante dei finali, il controllo dello spazio. Quindi in questo momento facciamo una fotografia e diciamo ok, il nero sta sicuramente meglio perché ha questi due pedoni colorato di rosso nella metà scacchiera avversaria. Dopo questi due a questi due pedoni si aggiunge subito una torre in D2 che dà un po' di noia, e cavallo D1 è un modo abbastanza passivo per difendere. Come vedete i pezzi bianchi non sono riusciti a superare la terza traversa, allora questo è già indicativo che la posizione del nero è totalmente sotto controllo. Pedone cattura in A2, la torre in questo caso si dice che abbia un ruolo di sovraccarico, un ruolo spiacevole nel quale deve difendere il pedone A2 e il cavallo. Chiaramente non si possono difendere entrambi i punti, e allora pedone per A2 dà un vantaggio materiale e concreto al nero. Il re attacca la torre resta lì in difesa, e quindi si gioca alfiere D5. Alfiere D5 è molto bella perché in caso di re cattura torre, il cavallo da scacco in B3, il re si sposterà e dopo cavallo per A1 il cavallo si sposta in casa qualsiasi e la promozione sarà alla successiva. Quindi alfiere D5 immagino sia stata una mossa che il bianco non ha considerato e se l'è ritrovata sulla scacchiera. Però adesso è tardi, perché dopo torre C1 che attacca il cavallo, G6 via di fuga, la torre è un po', direi, sciocca perché non è in grado di difendere e di attaccare, e quindi questo cavallo è difeso dalla minaccia di promozione. Cavallo C3, cavallo B3, e adesso purtroppo per il bianco è tardi. Il cavallo attacca la torre, difende, sostiene la promozione, e in questo momento la posizione, il giocatore con il bianco si arrende, vince Athanasios Mastrovasilis. Rivediamola. Cavallo F3, D5, G3, quindi apertura reti, con un approccio molto particolare da parte del nero. Lungo la diagonale bianca ci sono degli obiettivi, tra cui l'alfiere in B7, quindi C4 è una mossa logica perché cerca immediatamente di aprire questa diagonale. Donna 4 vuole recuperare il pedone, quindi cavallo F6 e torre D1. Cavallo 5, mossa giocata, torre D8, cambio delle torri, il nero è contento, tutti i suoi pezzi stanno giocando, tutti i suoi pezzi hanno un ruolo. Re F1, B3, e dopo cavallo E3 il cavallo nero salta
li allegramente in D5. Cavallo C4, prima semplificazione, e a questo punto torre D2 con energia, tutti i pezzi del nero sono coordinati in una posizione abbastanza comoda. Questa torre controlla totalmente la seconda traversa e dunque dopo cavallo D1, pedone per A2 mette un po' a nudo i problemi difensivi del bianco. La torre si dice che sia in sovraccarico, alfiere D5 effettivamente porta una vittoria immediata, perché dopo torre C1, G6, via di fuga, evitiamo il tema del matto del corridoio e quindi arriva finalmente il cavallo in B3. Dunque vince il nero in questa splendida partita. Spero che vi sia piaciuta, commentate se avete qualche curiosità, dubbio, e come sempre vi invito a seguire i social di Matto Scacco. Appuntamento alla prossima. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!